autori, li presentiamo assieme perché c'è un elemento che in qualche modo è comune, che è la distopia. Abbiamo due romanzi, praticamente parlano del futuro, un futuro visto un po' in modo negativo. E è curioso capire, vedere come in narrativa uno stesso argomento possa essere visto sotto due punti di vista completamente diversi, sotto ambientazioni e generi completamente diversi. Abbiamo una fantascienza che si sposta un attimino da quello che è la fantascienza tradizionale, e adesso io non volevo svelare più di tanto, perché poi sarò loro comunque a presentarvelo e farvi capire un po' meglio. Quello che è curioso è vedere come dei ragni bruttissimi che vengono descritti solitamente nei libri di fantascienza e di solito cattivi, qua invece abbiamo dei ragni sia sempre brutti, ma in questo caso diciamo, una visione positiva, diciamo, nei personaggi di Afro. Becker invece punta verso un altro punto di vista, verso una società che viene imposta da un governo. Adesso siamo sotto le elezioni, anche per cui siamo in un argomento direi di attualità. Ecco, si parla per cui di una distopia in un futuro prossimo, mentre come parole saremo in un futuro molto più lontano. Una società che nasce comunque da un governo e da un sistema dove tutto viene normalizzato, soprattutto le menti che in qualche modo vengono controllate da un sistema che ha qualche possibilità, qualche maniera di controllare le menti delle persone. Ecco, direi che a questo punto possiamo iniziare iniziamo con Marco. Grazie Fabio. E a questo punto ci ha incuriosito abbastanza da chiedere innanzitutto a Marco se ci leggerà la quarta di copertina. Vediamo intanto di che parliamo. Esatto. 300 anni fa un gruppo di dissidenti politici fuggirono dalla Terra a bordo di un cargo spaziale. Raggiunsero il pianeta che il nostro imperatore ha chiamato Arcone. Di loro non si sa più nulla fino ad oggi. I nostri spie in missione osservativa occultata hanno riportato le seguenti informazioni. Il leader dei fuggiaschi, Ossian Larson, vive ancora dopo 300 anni di permanenza sul pianeta. Il pianeta è abitato da una forma di vita intelligente, non ancora classificata. Alieni e umani vivono in simbiosi, quindi i fuggiaschi sono da ritenersi non più umani. La nostra missione è duplice: conquistare tutto il sistema e scoprire il segreto della longevità dei livelli. Partiamo tra una settimana. Terra, 24 maggio 1968, ammiraglio della flotta imperiale terrestre Steve Thompson. Perfetto, quindi abbiamo avuto un assaggio di quello che è il concentrato del libro di Marco. Adesso però andiamo a svelare, senza andare troppo nel dettaglio del finale, soprattutto nella parte diciamo molto particolare, andiamo a svelare alcuni punti chiave, però diciamo, lo dobbiamo alla nostra platea. Prima di tutto Marco fa il Vigile del Fuoco, ha sempre avuto la passione del disegno, dal disegno il fumetto, il passo è abbastanza breve, no? Però poi c'è questa evoluzione dal fumettista al disegnatore, il passo un po' più lungo. E tu hai scritto un libro, sebbene non alla velocità della luce. Ci dici allora chi è Marco? Ci parli un po' di te, insomma. Sì, vabbè, sono prima di tutto disegnatore, anche un appassionato di fantascienza, perché è una cosa che quando vedi me restaurare al cinema, e per cui ho cercato, essendo disegnatore, di raccontare le storie che immaginavo fantascientifiche attraverso le immagini per tanto tempo, quindi con i fumetti, o anche con le illustrazioni, però per quanto uno possa impegnarsi faccia delle belle illustrazioni, mi sono reso conto che la storia ingabbiata nei vignette, come una tabella fumetti, azzoppa la fantasia del lettore. Un po' come succede al cinema, perché al cinema si va a vedere un bellissimo film spettacolare, però è stato deciso da la scenografia, l'ha fatto lo scenografo, i costumi, il costumista, gli attori che impersonano i personaggi sono attori che conosci, quindi non è che te li immagini. Un romanzo è qualcosa di fluido, cioè se 10 persone leggono un romanzo, ognuna delle 10 persone legge la solita storia, però
immagina qualcosa di con la sua immaginazione e che è importante. Per cui io volevo fare questo passo e lasciare il fluire e andare sulle parole, raccontare la mia storia con le parole. Per questo si fa. Per lasciare libero spazio all'immaginazione del lettore e vedere magari se arrivava ai stessi punti a cui sei arrivato tu, alle stesse immagini, alle tue stesse impressioni. E senti, quanto tempo hai messo, cioè hai impiegato per scrivere Arco? Ho impiegato almeno 2 anni perché ho fatto le prime 10 tavole, dettagliate, colorate, però parlavano della prima parte della storia dove si descrive una battaglia, nello spazio, quella è abbastanza semplice da fare nel fumetto. Poi dovevo affrontare la psicologia della guerra, come pensava e come si comportava la società che aveva, cioè era una matita, la carta, la gomma, erano un'impresa. Allora ho deciso di passare alle parole, perché con le parole è molto più semplice raccontare quello che sente l'italiano. Quindi sono dovuto ripartire da zero, perché la sceneggiatura, il romanzo, una storia a fumetti, e il romanzo hanno meccanismi narrativi completamente diversi, quindi sono ripartito e ho fatto tante modifiche, alla fine poi ho legato una nuova editrice, ci sono state fatte 2 revisioni e secondo me sono le definiture che si fanno alla stampa, perché l'hanno messa perfetta, l'hanno messo il romanzo perfetto. Beh, complimenti allora. È curioso comunque vedere come è nato questo romanzo. Di solito si parte dal romanzo può nascere il film e poi può nascere magari il fumetto. In questo caso invece è nato prima il fumetto, dal fumetto si è visto che magari c'era una sorta di barriera da sormontare per raccontare e andare oltre quello che era il fumetto e di conseguenza è nato il romanzo. È una strada un po' inversa rispetto a quello che si fa dal convenzionale. Diciamo che Marco si è fatto lo storyboard. Ha fatto prima lo storyboard e poi hai fatto il romanzo. Però a questo punto ci devi leggere almeno una paginetta del tuo libro, ci devi dare un assaggio, così possiamo giudicare il tuo stile. 96. Alto, Il commodoro Manuel Castillo dormiva. La situazione era tranquilla, le sentinelle controllavano a vista i 4 angoli del campo base. Al centro comunicazioni un operatore visionava tutta la zona col bioscambio. Castillo si sentiva così tranquillo che sognava. Stava sognando a ritroso tutta la sua vita. Si rivede bambino quando giocava con i suoi fratelli sulla plaza grande, la più grande delle spiagge di Tosse de Mar. Poi rivide la scena del primo appuntamento con la donna che sarebbe diventata sua moglie. Lui e l'altro vedevano scorrere gli eventi e così gli tornavano in mente i giorni del suo rancore verso l'imperio, il suo padre che lo convinceva a tenere nascoste certe idee. Suo padre. Aveva molta stima per suo padre, era un uomo eccezionale, era di origini nobili, ma soprattutto seguiva dei nobili principi che contrastavano col bieco regime che governava la terra. La maggior parte delle famiglie più ricche avevano da subito appoggiato l'impero, ma non tutti l'avevano fatto per scelta. Qualcuno si era solo uniformato, in attesa di tempi migliori. L'altro osservatore del suo sogno trovava la cosa interessante. Castillo ripensò a tutti i compromessi che aveva dovuto accettare, tutte le volte che era stato costretto a finire. L'uomo si era stesso. Un momento, ebbe un sussulto. Erano in 2 a osservare gli eventi. Qualcun altro leggeva la sua vita dei sogni, della sua mente. Si svegliò di colpo, come da un incubo. Si guardò intorno e si accorse di essere molto solato. In un angolo della stanza c'era una figura enorme. Era alta come un uomo, ma il suo aspetto non era umano. La sua pelle era molliccia e dolorosa. perfetto, quindi si ferma sul momento con il suspense, non va oltre, ci istiga un po' di curiosità, diciamo così. Devo dire che a Vigili del Fuoco mi sembra il megafono, abituato diversamente, diciamo così, io però da vicino l'ho sentito bene. Questo tra l'altro è un punto che sottolinea anche la distopia che dicevo prima, una certo, sì, è significativo infatti come brano, e devo dire che sia anche la sensazione di uno stile anche fluido, senza tanti orbelli, e quindi praticamente la fantascienza che uno può bersi in un bicchiere d'acqua, diciamo così, non sta troppo lugubrare, quindi uno entra proprio nelle vivo della storia. Ora però scrivere fantascienza significa amare la fantascienza. A me personalmente quando
sento parlare di fantascienza mi viene in mente il classico, no? Mi viene in mente Asimov, la fondazione, il ciclo della fondazione, mi viene in mente tutta quanta la collana Urania. Invece il percorso di Marco Alfavani qual è stato? Io, vabbè, prima ho cominciato abbastanza dal basso perché ero circondato dei film spettacolari sulle guerre stellari e per un periodo di tempo quella è stata la mia fantascienza, che era poi la trasposizione nello spazio di generi come la guerra, il campo spada, il western. Avendo in casa la collezione completa di Urania, ho cominciato a leggere e insomma, col tempo sono innamorato, ho cambiato. Infatti mio padre mi ha consigliato il ciclo della fondazione tanti fa, e appena lo lessi iniziai a leggere qualche pagina e fermare, non ero ancora formato. Dopo sono tornato a Fellini e tutto il ciclo di Erasmo, le antologie del tempo, sono piaciute replicando tutti. Soprattutto c'è un romanzo, la Cognacchi di Dei, a cui altro non qualcosa, perché lui il romanzo descrive degli alieni in modo, cioè sono completamente diversi da noi, ma non per l'aspetto fisico, non solo, ma anche proprio per il loro tipo di società, come pensano, è diventato qualcosa che lascia il segno, diciamo, qualcosa che si può fare. Devo dire quindi che alle spalle avevi un vantaggio, insomma, di un padre appassionato di fantascienza che ti aveva anche avviato sul genere, quindi c'è una marcia in più, diciamo così, di partenza. E adesso abbiamo parlato quindi di riferimenti un po' vecchio stile, anche se hai evidenziato questa tua passione forse, però i film e riferimenti più puntuali, ne hai? Sì, diciamo che ci sarebbe Arcon si rifà in qualche modo a Fanteria dello Spazio, però anche qui Fanteria dello Spazio è riferito al libro, non al film, perché in Fanteria dello Spazio ci sono questi soldati che sono protetti da un'armatura, una corazza particolare che è a metà strada fra un carro armato e un esoscheletro che amplifica la forza e la protezione. E io in Arcon ci sono i soldati che usano questa protezione. Poi c'è Avatar per il rovesciamento dell'anticipazione plastica, cioè gli alieni cattivi che attaccano la Terra. Qui invece in Avatar è il contrario, cioè i tedeschi cattivi che aggrediscono il pianeta alieno. In Arcon il pianeta alieno terrestre c'è, però gli alieni sono brutti, sono ripugnanti, perché al cinema quando abbiamo visto i navi di Pandora ci siamo ispirati subito con loro, ma era anche facile, perché sono alieni altissimi, azzurri, ma belli, con molte sombre addosso. Dovrebbe essere una specie che si riproduce ai felini, ma sembra quasi vedere un alieno bruttissimo che in quella maniera è più difficile identificarci, perché poi noi facciamo molto in un libro si può girare, si spiega come pensi questo alieno, come si entra. Quindi comprendiamo che l'alieno e gli alieni di Marco sono bruttissimi, però diciamo, sono buoni. Hanno un po' dei sentimenti più umani degli umani, diciamo. E allora va bene, per concludere questo tuo romanzo propone un mix tra fantascienza classica, quindi fantascienza sociale, il tema della conquista dello spazio, come hai iniziato spazio, c'è questo aspetto del totalitarismo dal sapore di stop, tuttavia diciamo il tuo finale, che lo sveleremo, è un finale particolare, no? Soprattutto considerando il filone, il genere, la storia, è tutta una cosa a sé. Io ti volevo chiedere questo, diciamo, hai parlato dell'umanità in un certo modo, c'è futuro per questa umanità, quindi considerando che questo amore per lo spazio, per l'ignoto, insomma, secondo Arco ci porterà insomma ad un futuro nostro non proprio protagonisti, insomma. Io penso comunque che anche se si dovesse verificare un futuro terribile come quello descritto in Arco, sarà per un periodo, un regime totalitario del genere, nel passato è sempre durato per un periodo, poi però per abbatterlo è sempre stato necessario lottare e spargere sangue. Io infatti per descrivere questa atmosfera di paura sulla Terra che c'è nel romanzo sono fatto ai regimi del Consiglio che hanno provato una lottata del genere, il regime nazista, il regime sovietico.
in particolare ai dissidenti, quelli che in questi regimi cercavano di far capire che erano cittadini possibili. Quindi il regime sovietico, tanti anche i partiti attivisti, giornalisti, scrittori provavano a alzare la testa, a protestare, venivano minacciati, venivano arrestati. L'unica volta che veniva funzione si avevano anche anche dei cittadini. Nella Germania nazista queste cose fatte non conosciamo, però ci sono stati a volte, ci sono stati il gruppo della Rosa Bianca, erano gli studenti tedeschi che non avrebbero rischiato nulla se non ci fossero esposti, erano studenti tedeschi che sono cristiani. Loro provarono a far capire agli altri tedeschi cos'era il regime nazista, usavano delle opuscoli, usavano delle violenze, però sono arrestati, processati come un'altra volta, potevano lasciare correre messo in gioco le vite. Mi piaceva questo aspetto delle persone che comunque dissentono da un potere che è più grosso di loro, sapendo che rischiano la pelle. Questo forte idealismo che comunque ritroviamo nelle cose. Va bene, allora ti ringraziamo Marco per averci parlato del tuo libro e poi scopriremo quindi sulla carta con maggiore dettaglio.